La prima cosa che fa sorridere è che l'abbia approvato la giunta regionale in cui c'era addirittura Levaggi, perché qui si parla del 2001, quindi quel PUC, quel PRG venne approvato dalla giunta regionale di cui Levaggi era un esponente, quindi al limite la paternità ce l'avrebbe anche lui dal punto di vista dell'approvazione regionale. Ma questo non è un problema, perché la prima cosa da chiedere alla minoranza è perché non l'hanno approvato loro, visto che l'hanno preparato il PUC e quindi il ritardo deriva da loro. Noi abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo tolto la residenza nuova cementificazione incolmata e così le residenze incolmate non ci sono più. E abbiamo anche tolto la residenza, la costruzione di nuove residenze nella zona del Torriglia, dove sotto traccia c'era la possibilità di costruire delle nuove residenze dove c'è il cantierino Victor, perché era applicabile fino ad oggi il piano casa, quindi incremento del 35% di quel volume e cambio di destinazione d'uso e residenza. Come mai parlate del PUC soltanto adesso, dopo 17 mesi diciamo di vuoto? La Regione aveva replicato a Levaggi dicendo che il PUC doveva essere rivisto in tanti punti e quindi abbiamo dovuto lavorare gli uffici a mettere a posto queste osservazioni. Poi sono entrati in vigore dei nuovi parametri che sono stati messi a posto e poi noi abbiamo atteso comunque la sistemazione del depuratore, perché il depuratore è andato a incidere su un'area diversa rispetto a quella a cui era e quindi l'area di Colmata Mare oggi potrà essere completamente dedicata a spazi verdi, passeggiate e usi pubblici senza più nessuna residenza. Quindi secondo lei non c'è nessun nesso con la scadenza il 9 di dicembre del PUC? Cioè, l'unico nesso che si ha è che Levaggi non ha approvato il suo PUC che ha fatto. Se l'avesse fatto nei 5 anni che ha avuto di tempo lo avrebbe portato a termine, non avrebbe da gridare o preoccuparsi dell'interregno di questo PRG, che è comunque un PRG che è durato a Chiavari per 15 anni e non mi pare che abbia creato nessun particolare problema e quindi crediamo che non ci siano problemi anche perché oggi c'è il nuovo PUC che approviamo.